L'Istituto Comprensivo Primo di Sora, con le classi quinte della scuola primaria Carbone e prime della secondaria di primo grado Rosati, ha organizzato, nella settimana in cui si stanno svolgendo le Paralimpiadi invernali a Torino, un momento di approfondimento con gli esperti del settore per far conoscere ai ragazzi l'importante messaggio delle Paralimpiadi. Da sempre la dirigente Rosella Puzzuoli promuove lo sport come strumento di inclusione e le Paralimpiadi sono l'esempio principe che, se si ha la volontà di perseguire un obiettivo, si può fare. Innanzitutto devo dire grazie al Comitato Paraolimpico perché ci ha offerto questa opportunità di crescita insieme con i nostri ragazzi della scuola quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado per parlare non solo della disabilità ma delle opportunità che hanno tutti i ragazzi, anche ragazzi con bisogni educativi speciali molto importanti, sia sensoriali che fisici. L'assessore Ciacciarelli ci ha fatto l'onore di essere insieme a noi perché anche lui è sempre molto attento a quelli che sono i bisogni dei ragazzi, dei giovani e anche di tutta la nostra società. Devo dire anche un grazie a Fabio Cagliazzo che è di Sport e Salute, referente di Sport e Salute, che ci manda i suoi saluti dal Ministero dell'Istruzione. C'è anche l'ufficio scolastico provinciale. Diciamo che questa giornata è una giornata molto bella e ringrazio, c'è l'assessore Lombardi, c'è l'assessore Nike Maltese, anche alle istituzioni che ci sono vicini nell'essere presenti ai bisogni dei nostri ragazzi che sono variegati e soprattutto una cosa importantissima perché insieme riusciamo a far crescere i nostri ragazzi a 360 gradi, guardando tutte le opportunità che la vita ci offre e questo è il momento propizio perché si stanno svolgendo proprio le Paralimpiadi. Chiamati a sensibilizzare gli studenti, i rappresentanti istituzionali come il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Lazio Giuseppe Andreana ed il delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico Cristiano De Poli, che hanno spiegato il significato della parola Paralimpiade e le modalità di effettuazione delle attività sportive praticate dagli atleti con disabilità, accentuando l'importanza della valorizzazione delle attitudini e delle potenzialità di ciascuno di noi, piuttosto che soffermarsi sulle eventuali mancanze fisiche, sensoriali o intellettive. Ma sono importantissime nella fase di crescita di una persona. Eventi come quello di oggi sono solamente un ulteriore granello di quel percorso di crescita dei bambini che dovranno poi essere i nostri futuri dirigenti. È solo un piacere essere ricevuto e accolto dalla comunità scolastica di Sora. Sì, è fondamentale perché è un momento di informazione, far capire loro delle grandi opportunità che ci sono e bisogna favorirle le opportunità con la crescita di organismi, di organizzazioni che tra loro collaborano e creano le vere opportunità per lo sviluppo dello sport paralimpico. Un evento di grande valore educativo che ha evidenziato l'importanza di coinvolgere nelle tante attività sportive le categorie più fragili, al fine di motivarle ed inserirle nei diversi contesti sociali legati al mondo dello sport. Le istituzioni sono sempre presenti in questi importanti momenti di crescita scolastica. Hanno partecipato per la Regione Lazio l'assessore Pasquale Ciacciarelli, per l'ATP di Frosinone la dottoressa Tuzzi ed i consiglieri comunali per Sora Lino Caschera, Nike Maltese e Salvatore Lombardi. Bene l'attività oggi qui a Sora, un'attività molto importante voluta fortemente dalla preside Pozzuoli che serve appunto ad avvicinare gli studenti a questo sport delle Paralimpiadi e a mostrare cosa è possibile fare anche in momenti di difficoltà. Come Regione Lazio abbiamo messo a terra un provvedimento molto importante per dare la possibilità a tutti i giovani di poter praticare lo sport con dei voucher che danno appunto la possibilità di poter pagare le strutture per esercitare lo sport in sé. Abbiamo capito quanto sia importante e soprattutto abbiamo capito quanto sia importante l'inclusione anche su questa tipologia di attività. Bene quindi questo incontro di oggi che serve ad avvicinare allo sport in generale ma soprattutto a far capire anche alle istituzioni cosa mettere in campo per dare la possibilità a persone
persone che sono diciamo, state più sfortunate per poter utilizzare la loro attività sportiva in maniera fruibile. Un incontro importante oggi qui a Sora, a dimostrazione del fatto che il nostro territorio è sempre vicino a queste tematiche. Stiamo assistendo in questi giorni alle Paralimpiadi, quindi diamo l'opportunità anche ai nostri ragazzi che ci fanno ben sperare in un futuro migliore, li vediamo che sono così vicini a sono così sensibili, forse a volte anche più di noi, e oggi siamo qui, una bella rappresentanza anche istituzionale, a dimostrazione proprio del fatto che le istituzioni sono vicine a questa tematica, non è scontato, quindi noi ce la stiamo mettendo tutta affinché i nostri ragazzi si avvicinino sempre di più non solo allo sport ma anche allo sport paralimpico. Noi non perdiamo occasione come amministrazione e come città di dare un messaggio forte, che lo sport è forse il veicolo più importante per l'inclusione, e le Paralimpiadi che in questi giorni vediamo in televisione danno un messaggio importante, che tutti possono raggiungere il proprio sogno, il proprio obiettivo se ci si dedica con tanta dedizione, con tanto lavoro. È un messaggio fortissimo che i nostri ragazzi recepiranno dai rappresentanti del Comitato Paralimpico. È un'occasione che non volevamo lasciare, insomma, e quindi è un'altra giornata importante per la storia dello sport e dell'inclusione nella nostra città.